A tutta la città di Belluno, il suo sindaco, alla Regione Veneto. Il Presidente Zaia ci ha mandato 2 assessori, l'assessore Lanzarì, i flussi migratori, l'assessore Giampaolo Bottaccin, al vicepresidente della provincia Padrì, al consigliere regionale Gidoni. Siamo tutti, diciamo, una famiglia. Dobbiamo essere uniti perché o vinciamo assieme o perdiamo assieme. Le nuove migrazioni che noi viviamo, in particolar modo anche con un po' di sofferenza, io direi che migrare è duro, però cogliamo un aspetto positivo. Emigrare è un'esperienza di vita che rafforza lo spirito, rafforza il temperamento, rafforza l'identità. Quello che la Regione deve fare è cercare di creare la possibilità che questi, quando avessero l'intenzione di ritornare, possono ritornare con un arricchimento, diciamo, culturale, anche perché noi abbiamo l'umanesimo latino che è una nostra forza, una nostra ricchezza, però avere altre esperienze, altri modelli di vita ci rafforzerebbero anche nel nostro Veneto. Oggi è la giornata di Venezia Pubblico, l'ottava giornata di Venezia Pubblico, una giornata che vuole essere una giornata celebrativa, vuole essere una giornata soprattutto per ricordare, per farci pensare, una giornata che vuole ricordare la nostra cultura veneta, le nostre tradizioni, la nostra identità oggi a volte messa in discussione, ma soprattutto i nostri valori. E credo che non ci sia occasione più giusta che quella opportuna di oggi, in questo momento difficile che stiamo vivendo e che stiamo attraversando, ma credo anche per lasciarci un messaggio rispetto a quella che è stata la migrazione, la storia della migrazione, passata alle nuove generazioni. Noi abbiamo assistito a un'immigrazione silenziosa, umile, un'immigrazione frammentata che scappava dalla guerra, dalla fame. Oggi, come è stato detto, sono i nostri giovani, quindi su questo
dei figli, che sono coloro che mostrano il merito nascosto, il merito silenzioso, laborioso, tenace, ma anche il merito fatto dalle tante associazioni, del volontariato, che sono presenti, sono pronti a scendere in campo, ad aiutare chi è in difficoltà e chi ha bisogno di aiuto. Questi sono i messaggi che noi vogliamo oggi trasmettere, sono i messaggi che grazie a voi riusciamo a trasmettere, quindi il nostro ringraziamento per il lavoro prezioso che fate. Concludo con i ringraziamenti ai Bellunesi del mondo. Abbiamo volutamente scelto la giornata dei Bellunesi del mondo, è una giornata itinerante per la località del Veneto. Abbiamo scelto Belluno proprio in coordinanza con l'anniversario di 50 anni dei Bellunesi del mondo, un'associazione radicata, un'associazione importante, un'associazione che sta collaborando molto con le scuole, proprio nella diffusione di quella che è la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma soprattutto della storia dell'educazione, per cercare di lasciare un messaggio importante alle nuove generazioni. Io unisco nei saluti istituzionali che sono venuti prima il Presidente Oscar De Bono, aggiungo il mio personale saluto a tutte le persone che sono qui e a tutti i nostri migranti che oggi non ci sono, probabilmente ci stanno pensando a queste giornate, a questi momenti che trascorriamo insieme. E io ringrazio i nostri migranti che quando sono all'estero sono gli ambasciatori non solo della nostra cultura e dei nostri valori, ma sono gli ambasciatori delle persone venete, delle persone italiane nel mondo. E quando rientrano sono fra noi, sono quelle persone che ci fanno ricordare che ciò che è veramente importante innanzitutto è la vita e la dignità. E in un contesto, in un momento come questo di grandi migrazioni, in un momento in cui si discute di grandi temi, credo che sia veramente importantissimo ricordarci di questo, perché vedete, un conto è discutere di problemi, di come affrontarli, di come organizzarci, avendo anche idee diverso è discutere di valori fondamentali come la vita e la dignità, e di questo io credo che non dobbiamo proprio discutere. E quindi io ringrazio gli migranti per il loro ruolo che hanno al di fuori, ma anche per farci ricordare le cose più importanti quando sono qua fra noi a festeggiare anche in questa occasione. Grazie. Italia, noi siamo
senza di impiego con premessa della cuccagna, si sveglia in fantasia nella mente paesana, in alto orizzonte di una patria più lontana, han fatto una bella vita come i colpi di una sapa. E l'uno bella dell'uno città splendente, e l'uno dei nostri nomi, uomini di sapienza, figli oggi nel mondo, che portano nel presente la storia degli immigranti, cammino di speranza. La storia, le persone, insomma, anche che stiamo premiando oggi. Però io arrivo appunto, assumo la delega al referato dei flussi migratori, tra cui appunto anche tutta la grande famiglia dei Veneti nel mondo, un anno fa, e in quest'anno ho avuto modo di incontrare, conoscere e apprezzare sicuramente sia le figure che oggi andiamo a premiare, ma soprattutto io credo il grande mondo dell'associazionismo di cui voi fate parte e che date un contributo attivo e presente, proprio come è stato detto questa mattina, per trasmettere, per far conoscere, per sensibilizzare, per informare. Questo credo che sia il patrimonio più importante che abbiamo, quindi molto volentieri insomma diamo questo riconoscimento a queste persone che in questi anni si sono spese proprio in questa direzione. Mi considero fortunato perché sono stato tra le ultime emigrazioni, quelle storiche, quelle effettivamente io andai con la Saturnia, col piroscafo famoso, e ci sbarcarono a Halifax alla famosa Pier 21. In aprile del 62, fatta la valigia, sono partito a Trichiana alle 7 del mattino di sabato. Non sapevo né parlare né manco altro. Sapevo di avere un fratello più vecchio di me a Saarbrücken in Germania che mi aspettava alla stazione. Ci ha mandato dove c'era una specie di dormitorio dove si andava a noi italiani, perché il compito che dovevo fare era quello di andare nei boschi sulla Schwarzwald, la foresta nera, a togliere la buccia, a pelare stelle e fagar, per capirsi in dialetto col coltello a cerchi, e tutto lì a contratto dovevi fare. No, da Venezia naturalmente, faceva tutto il giro, andava a Patrasso in Grecia, poi prendeva su
emigranti, persone lì, poi andava in Sicilia, poi è venuto a Napoli dopo siamo andati a Gibilterra e poi Halifax. E a Halifax poi arrivai a Toronto. Toronto avevo un fratello emigrato già lì, ancora nel 1956. E lì subito iniziai la mia vita in Canada. Mio padre è partito nel 1910 per andare in America a lavorare in miniera, nell'America del Nord, precisamente a New York, Chicago, ecco diciamo. Poi scoppiò l'epidemia, la peste spagnola, la chiamavano, e gli è morta la moglie. È rimasto lì con questi 3 figli, la più piccola aveva 1 anno e mezzo e la più grande 5. E poi c'era altro fratello in mezzo. Ha dovuto prendersi su i 3 figli e portarli in Italia, altrimenti morivano dall'epidemia. E allora lui si è preso tutto quanto, è venuto qua, attraversando l'oceano, ci mettevano 1 mese e mezzo, ha detto quasi, fra tutto, e sulla nave in seconda classe morivano come le mosche, li buttavano giù nell'oceano i morti. E lui si è visto i figli che avrebbero fatto la stessa fine, allora ha detto li porto in prima classe, ha pagato una fortuna perché ha detto che quei soldi che ha guadagnato in 8 anni, i primi 8 anni che ha fatto là, li ha dovuti buttare proprio tutti là per salvare i suoi figli. Nel 1949, in settembre, a 12 anni e mezzo, sono andato dentro. E lì veramente sono stato bene. Chiamavo zio a lui, chiamavo ai suoi genitori, chiamavo i nonni e ero come in famiglia. Lui era di mestiere ufficiale di posta, direttore della posta. Alla mattina andavo con lui nell'ufficio postale e aiutavo a temperare francobolli. Io lavoro qui. E portavo fuori la posta agli alberghi che c'erano lì nei dintorni, perché era un paese abbastanza turistico, ci sono 3 laghi e io portavo la posta a questi alberghi e come mi vedevano mi alzavano proprio, erano contenti a vedermi gli albergatori. E così io mi sono fatto 2 anni e la mia fortuna è stata che ho imparato il tedesco. Io sono andato in Svizzera esattamente il 10 agosto del 1957. Sono andato in Svizzera, sono stato tramite i miei paesani che già lavoravano con la ditta, che poi sono rimasto 30 anni con quella ditta, e sono andato a Zurigo, sono presentato e sono stato subito assunto e messo sul circuito del lavoro. Ho fatto nel 1957 4-5 mesi a Zurigo e poi mi hanno mandato a Bismarck. E là è cominciato la vita di montagna per me. Dunque, ho lasciato Belluno circa 3 anni fa, con destinazione il Belgio, a causa di una buona offerta di lavoro. Mi sono laureato a Padova in psicologia, poi ho cercato lavoro qui in provincia per un certo periodo di tempo, ma allo stesso tempo cercavo anche un lavoro nella ricerca in Europa, quindi non necessariamente dove sono ora, ma in vari paesi, diciamo, del nord Europa. E alla fine ho trovato questa opportunità, che era una buona opportunità dal punto di vista economico, e in più mi piaceva l'idea, diciamo, di lasciare una realtà piccola come era quella di Belluno per andare in un posto più internazionale, diciamo frizzante. Devo dire che all'estero la figura italiana è ben vista, non solo dal punto di vista delle competenze, che sono sempre ben apprezzate, ma anche proprio per lo spirito, le nostre caratteristiche italiane che portiamo all'estero, il modo in cui parliamo, piuttosto il modo in cui gesticoliamo, sono sempre molto apprezzati.